Buongiorno a tutti ragazzi, in queste ore sono in atto tanti temporali, diciamo un po' sparsi per l'Italia, un po' sulla Liguria, un po' sulla Sicilia, Piemonte, Lombardia, in effetti un po' dappertutto, tranne che al centro. In effetti, sulla base delle previsioni del Dipartimento della Protezione Civile, ci sono state 13 allerte, diciamo, gialle per oggi, venerdì 6 settembre. In effetti sono allerta gialla su Val d'Aosta, su buona parte del Piemonte, la Lombardia, poi Emilia e Romagna, i settori occidentali del Veneto, la Toscana occidentale, l'Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e Marche, poi il lato settentrionale della Puglia e quello occidentale della Basilicata. In effetti su quasi buona parte dell'Italia ci sarà questa allerta gialla, quindi ci saranno condizioni di meteo avverse, quindi anche poco fa hanno detto che in Sicilia stava piovendo, quindi in effetti anche a Torino, quindi ci sta avendo questa, diciamo, si sta avverando in effetti quello che avevano detto, in effetti sta piovendo un po' dappertutto dove hanno detto, quindi a Torino confermo che ha fatto un sacco d'acqua, in Sicilia la stessa, cioè poi sul Piemonte, quindi diciamo che sta colpendo duramente queste, diciamo, città nel vero senso della parola. Quindi in Campania il tempo è ancora buono, sul Lazio lo stesso, in effetti poi che cosa rimane più? La Calabria ancora, la Puglia solo il lato occidentale, poi tutta, diciamo già la Bari il tempo è buono, Friuli Venezia Giulia il tempo è buono, la Sardegna è buona, poi tutto il resto ci sono condizioni avverse. Si salva solo l'Emilia e Romagna un po' il lato, anzi no, un po' la Toscana. Già Emilia e Romagna, sì sì, la Toscana occidentale, poi la Toscana di qua si salva, quindi il lato dove si affaccia sul Tirreno, in effetti, sì. In effetti, ragazzi, 13 regioni sono allerta giallo, il restante invece è sereno, quindi anche se in Sicilia sta piovendo, quindi mi hanno confermato poco fa che stava piovendo su una diretta di prima. Quindi ragazzi, massima attenzione come sempre, state lontano dal mare, non andate sui porti a vedere le mareggiate perché vi possono inghiottire, fate sempre massima attenzione. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo come sempre.